E leggiamo Efesini dal capitolo 6. Iniziamo dal versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principi, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Dillo alla persona accanto a te, tutto è il tuo dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del nemico. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Amen. Ok, vi potete sedere. Allora, quindi Paolo ci dice che da una condizione di nudità noi dobbiamo vivere una condizione di vestibilità. No, di vestizione, ci dobbiamo vestire. Da una condizione di nudità dobbiamo trasformarci e far sì che Dio metta in noi questa armatura, questa potente armatura. Tra l'altro Paolo prende spunto dall'armatura dei legionari romani. Sappiate che i legionari romani, questo Paolo non ce lo dice, però da come lui sviluppa il messaggio sottintende un'altra cosa, cioè che noi non possiamo vestirci se non abbiamo la potenza di Dio nella nostra vita. Così dice, versetto 10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quando un legionario romano si vestiva, prima di mettersi l'armatura, doveva mettere una specie di casacca sotto, che non mi ricordo come si chiama. L'ho studiato per voi e non l'ho segnato. Però questa casacca di solito aveva due colori, o bianca o rossa, a seconda del grado di importanza dei legionari. Io non so i gradi militari dell'esercito italiano, figuratevi se conosco i gradi dell'esercito romano, male mi sento. Però a secondo la loro importanza o avevano una casacca bianca o avevano una casacca rossa. Questa casacca bianca è immagine della potenza di Dio, cioè senza quella casacca non erano legionari, non potevano essere chiamati al servizio. Quindi senza la potenza di Dio noi non ci possiamo rivestire della sua armatura. Se in noi non c'è la forza e la potenza di Dio, l'armatura che ci viene data non serve a niente. Siamo vestiti illegalmente di un'armatura che non ci appartiene. Prima ci dobbiamo far rivestire di questa casacca della potenza di Dio nella nostra vita, perché il mandato ce lo deve dare Lui e la casacca rappresentava il mandato dell'imperatore. La prima cosa che si mettevano era la casacca. Non c'è scritto, è sottinteso, fa capire questo, e io credo che lui scriveva questa cosa e a chi parlava capiva questa cosa. No, per noi è un pochino più complicata, ma lo stesso ci possiamo arrivare. Quindi, questa parola di Paolo è particolare perché ci parla al plurale, rivestitevi, ma il rivestimento comunque appartiene al singolo. Quindi io mi vesto, tu ti vesti, ognuno di noi singolarmente si veste, ma il fatto che Paolo faccia questo discorso ha due significati. Prima di tutto perché ci sono delle battaglie che dobbiamo combattere insieme come Chiesa, come esercito, e poi ci sono delle battaglie che invece dobbiamo combattere personalmente. Dice, ma la Chiesa non deve essere coinvolta? Sì, deve essere coinvolta, ma in prima linea ci siamo noi personalmente. Ok? Quindi ci sono delle battaglie che devono essere combattute unanimamente, e queste riguardano tutti gli attacchi che il nemico fa verso di noi come Chiesa o come società. La mentalità di questo mondo è qualcosa che va combattuta insieme come Chiesa.
insieme come Chiesa locale e insieme come Chiesa universale. Poi ci sono delle battaglie che devono essere combattute a gruppi specifici. Ok, noi spiritualmente combattiamo contro le potenze che ci sono nella zona, le potenze spirituali che ci sono nella zona. Nessuno da fuori verrà a combattere questa battaglia, la dobbiamo combattere noi, siamo chiamati noi a combattere qua dove siamo. E poi ci sono delle battaglie che vanno combattute personalmente, mi riferisco ad esempio a situazioni familiari, a situazioni particolari che ci possono essere al lavoro. Sono battaglie che dobbiamo combattere personalmente e nello stesso tempo possiamo chiedere anche l'aiuto della Chiesa, ma è qualcosa nel quale noi siamo in prima fila. Siamo chiamati ad andare avanti noi personalmente come figlioli di Dio, come rappresentanti dell'esercito celeste. Questo non vuol dire che noi combattiamo le persone, noi non combattiamo le persone, noi combattiamo gli spiriti che stanno dietro le persone, noi combattiamo le potenze demoniache, i ragionamenti anche. Quali sono le battaglie che dobbiamo combattere? Paolo parla in maniera molto chiara, parla delle azioni del nemico. Le azioni del nemico sono volte a distaccarci da Dio, a non permettere che la nostra comunione con Dio sia continua. La sua azione perenne è quella di allontanare il nostro sguardo da Dio. Quindi tutto quello che nella tua vita ti allontana da Dio probabilmente è un'azione del diavolo. Probabilmente, sicuramente. Tra l'altro poi dice un'altra cosa il versetto. Azione a insidia. Parla di insidia. L'insidia che cos'è? Sono andato a cercare questa bella parola che, se vi dico che cosa vuol dire insidia? Beh, perfetto, tu come puoi parlare, magnifico. Una trappola, qualcosa che si infila di... L'insidia è un'azione astuta e dissimulata. Ancora più, parole ancora più complicate. Dissimulata significa che non è... tu non te ne accorgi che è una cosa organizzata. È subdola, cioè è organizzata, ma tu non te ne accorgi che è una cosa organizzata. È studiata a tavolino, ma tu non te ne accorgi che è una cosa studiata a tavolino. Ed è diretta a ottenere una posizione di vantaggio ai danni di qualcuno. Quindi l'insidia è un'azione che è a danno di qualcuno. A danno di chi? A danno di Dio. Perché il primo danno il diavolo lo fa a Dio. Una volta che lui ci allontana da Dio, è vero che fa un danno a noi. Ma la sua azione non è tanto rivolta a noi, ma è più rivolta a Dio, perché ottiene un doppio beneficio, tra virgolette, il diavolo, cioè che noi non siamo più alla presenza di Dio e Dio perde la nostra presenza, perché Dio ha piacere di stare con noi. Amen. Quindi il diavolo vuole un vantaggio su di noi per colpire Dio. Ok? Quindi per ottenerla userà un'azione astuta e dissimulata. Cioè, che significa? Rende normale qualcosa che non è normale. In genere sono tutte quelle volte che il Signore ci dice vabbè, non ti preoccupare, per stavolta un pannente. Ve lo dico in italiano, sennò poi mia moglie mi picchia. Va bene, non ti preoccupare, tanto per questa volta il Signore chiuderà un occhio. Ok, questo è qualcosa di subdolo. Cioè lui ci mostra qualcosa che è sbagliato come qualcosa che può essere giustificato. Naturalmente il combattimento, abbiamo detto che non è contro le persone, ma è contro gli spiriti. Però in realtà poi noi dobbiamo combattere con le persone. Ci siete? Quindi, vero è che noi dobbiamo combattere gli spiriti, ma non è che davanti a me si presenta lo spirito, si presenta la persona. Non vi preoccupate, perché in questo caso è lo spirito sempre che noi dobbiamo combattere, cioè lo spirito del mondo, lo spirito della carne. Noi non tiriamo frecce alla persona per ucciderla, noi
parliamo del Vangelo per far sì che lo spirito che c'è dietro di lui se ne vada. Ok? Quindi quando noi usiamo ad esempio l'accusa per portare le persone a ragionare, stiamo facendo un errore, perché l'accusa colpisce il cuore, ferisce la persona. Non stai ferendo il nemico. Il nemico come lo ferisci? Il nemico lo ferisci con il Vangelo, con la spada. Che cosa ci dice Paolo? Prendete in mano la spada che è dello Spirito Santo, che è la parola di Dio. Il nemico viene ferito con la spada, con la parola di Dio, non con l'accusa. Amen? Amen? E poi, quindi noi che cosa andiamo a colpire in realtà? I ragionamenti, che i ragionamenti sono umani, sono carnali o sono diabolici. Li colpiamo con la parola di Dio. Paolo ci dice sempre nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 4, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Noi dobbiamo andare a toccare i ragionamenti con la parola di Dio, dobbiamo togliere un tipo di ragionamento per metterne uno nuovo, togliere quello che è carnale per mettere lo spirituale, togliere quello che è diabolico per mettere quello che è Vangelo. Dobbiamo ricostruire la verità nella mente della persona, perché c'è il diavolo dietro quella menzogna. Amen. Ah va, amen. Oh, quindi non dobbiamo credere che le persone sono nemiche. Se tu prendi la persona e la fai tua nemica, fai un grosso errore, anche se devo dire che ce ne sono nemici in giro, ma in realtà non sono nemici. Noi proclamiamo e annunciamo il perdono, per noi le persone sono perdonate, perché noi dobbiamo liberarci dal peso dell'odio, quindi non possiamo avere nemici noi umani. Gesù ci ha detto di porgere l'altra guancia al nemico. Quindi noi dobbiamo sempre perdonare, dobbiamo rilasciare il perdono per la nostra vita e dobbiamo rilasciare il perdono per la vita degli altri. Se poi gli altri continuano a essere nemici nostri, non ci possiamo fare niente. Ma questo è sintomo di malattia spirituale. Non sono guariti. C'è qualche spirito che li stuzzica contro di noi, ma è normale. Quindi, la premessa di Paolo è che quindi prima dobbiamo fortificarci nella potenza di Dio. L'armatura è qualcosa di soprannaturale, non è qualcosa che andiamo a prendere noi e impariamo, è qualcosa che ci viene direttamente da Dio. I legionari romani, se non avevano la casacca, abbiamo detto questa casacca rossa o bianca, non avevano autorità di farsi dare l'armatura, non era cosa loro. Tra l'altro, così, giusto per curiosità, nei secoli l'armatura dei romani è sempre cambiata, era all'inizio nel V-VI secolo a.C. erano scarse. Ai tempi di Paolo invece erano belle toste, erano molto più, ed è quella che Paolo ci descrive. Quindi per quanto questa armatura ci fortifica, è sempre Dio che ci dà la potenza. Per quanto noi indossiamo questa armatura, dobbiamo ricordarci che è il sangue di Gesù che ci è stato versato prima addosso che ci rende potenti. Dio non guarda più a noi come persone normali, Dio ci guarda come soldati e ci dà il potere e il potenziale per combattere, ma è qualcosa che viene da Dio. Non pensare mai che le armi che Dio ti ha dato servano a te stesso per combattere. No, è qualcosa che Dio dà potenza a quelle armi. Amen. Amen. Quindi, tra l'altro, il versetto si apre con fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, ma si chiude anche con pregate in ogni tempo. Quindi dobbiamo avere in mente due cose, che l'armatura sta tra la potenza che ci viene da Dio e la preghiera. Cioè, se voi non pregate, anche l'azione dell'armatura è inutile, non funziona. Ok? Quindi abbiamo letto che ci sono 6 componenti in questa armatura, in realtà però sono 7.
cintura, corazza, calzature, scudo, elmo e spada. Sono 7. Perché? Perché le calzature sono 2. Quindi se voi prendete l'armatura e la mettete qua, conterete 7 pezzi. Perché lo zelo ne ha 2? Perché c'è gente che ha lo zelo ma non ha la fede. Gesù stesso diceva che avevano lo zelo ma senza conoscenza, ma si può avere zelo anche senza fede. Cioè lo zelo è qualcosa che ti dà la spinta, no? Ma è una spinta che senza la conoscenza o senza la fede è inutile. Ecco perché ci vuole la conoscenza e la fede. Se no zoppichiamo. Ma voi l'avete visto mai? Una persona, non un soldato, una persona che si mette un solo calzario, zoppica. Quindi lo zelo senza conoscenza o senza fede ti rende zoppo. Ok? Quindi ci dobbiamo rivestire di 7 pezzi. Quindi cintura della verità, corazza della giustizia, calzature dello zelo, scudo della fede, elmo della salvezza, spada, che sarebbe la parola di Dio. Di tutte queste, 5 vengono indossate, 2 vengono tenute in mano. Questo ci fa capire quali sono i 2 pezzi che vengono tenuti in mano, la spada e lo scudo. Quindi un soldato può essere tale anche senza spada e anche senza scudo. Però che succede se non hai la spada e lo scudo? Dici, me lo scordavo alla casa. Ah, scusate, in italiano. L'ho dimenticata a casa, sia la spada che lo scudo. Perfetto. Tu sei sempre un soldato al servizio del re dei re, ma sei un soldato perdente. Non combatti, non hai la capacità di combattere, anzi sei pure inutile e puoi diventare anche zavorra per tutto l'esercito. Quindi, però sono le uniche 2 cose, una è difensiva e una invece è in attacco, lo scudo è difensivo e la spada va in attacco, sono le uniche 2 cose che ogni giorno noi decidiamo di prendere in mano. Tutto il resto è già addosso a noi. Il soldato non si spogliava mai, manco di notte, perché di notte poteva essere attaccato, ma lo scudo e la spada li poneva accanto. Sono le uniche 2 parti dell'armatura che noi decidiamo di prendere in mano. E che succede se noi non prendiamo la fede e quali erano? La fede e la parola di Dio. Allora, succede questo, che continuiamo ad avere verità e giustizia, ma ce le abbiamo secondo il mondo, non ce le abbiamo, iniziamo a vivere fede e giustizia, scusate, verità e giustizia, non come vuole Dio, ma come vuole il mondo, come vuole il nemico. Cominciamo ad avere zelo e salvezza in maniera distorta. Senza fede, scusatemi, senza fede e senza parole di Dio, noi viviamo una vita spirituale distorta che non ha né testa né coda. Abbiamo sì la conoscenza della verità, della giustizia, dello zelo e della salvezza, ma non li viviamo, non li possiamo vivere, perché senza la parola di Dio e senza la fede non possiamo andare avanti. E che cosa sono la fede e la parola di Dio? La fede rappresenta la nostra parte spirituale per cui agiamo di conseguenza sapendo che Dio è con noi. La parola di Dio invece è la conoscenza delle scritture, è la conoscenza della sua parola. Ora noi possiamo addirittura essere ripieni di fede, ma senza la parola di Dio. Possiamo difenderci dagli attacchi del nemico, ma non possiamo combatterlo. Perché? Perché siamo capre. Ignoranti, scusate. Capre, non ti piace? Siamo ignoranti. Ci può essere quella persona invece che ha la spada ma manca di fede. E questi sono quelli che hanno la conoscenza della parola di Dio, sanno combattere il diavolo, ma appena il diavolo ci tira una freccetta, quella per tirare il bersaglio, viene colpito e si mette a piangere.
La fede è necessaria perché possiamo vincere il nemico. Ci protegge la fede. Amen. Ok? Quindi ci dobbiamo rivestire di tutto il resto, ma ogni giorno dobbiamo decidere di prendere in mano la spada e ogni giorno dobbiamo decidere di prendere in mano lo scudo. La fede ci viene dalla parola di Dio e la parola di Dio ci viene anche dalla fede. Sono collegate tra di loro, perché io, se ho fede, leggo la parola di Dio perché mi dà nutrimento e la mia fede cresce per mezzo della parola di Dio. Non pensate che ci possa essere un qualche cristiano che ha solo la fede e campa solo di fede. Ma il Signore mi ha parlato. Calma. È in linea con la parola di Dio? O ti ha dato una nuova rivelazione perché tu sei il nuovo Gesù che deve venire sulla terra e si è rincarnato in te? Ecco, questa non è rivelazione, perché non è in linea con la parola di Dio. Amen? Giusto? Gesù non si deve reincarnare. Ah, solo uno ha detto no, tutti gli altri siete nel dubbio. No, Gesù non si deve reincarnare, grazie a Dio. Quindi, la fede e la parola di Dio, tra l'altro, potenziano tutto il resto dell'armatura. Cioè, tutto il resto dell'armatura ha senso se c'è lo scudo e c'è la spada. Se no non serve a niente. Ci siete? Non serve a niente senza spada e senza scudo. Ma cosa vuol dire fortificatevi nel Signore e nella sua potenza, che è il versetto 10? Qua è un pochino più complicato, però ci possiamo arrivare. Diventiamo potenti. Allora, no. Fortificatevi. Vogliamo leggere bene bene. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Lo ripetiamo insieme. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Apparentemente vuol dire che noi dobbiamo ricevere dal Signore forza e potenza. No? Che non è... Vabbè, ok? Ma più approfonditamente, cercando di capire meglio che cosa vuol dire essere fortificati nella forza e nella potenza del Signore, bisogna andarci dall'altro lato. Quando tu non sei forte e potente? Quando? E quando non sei lontano da Dio? Quando non sei lontano da Dio? Quando, e quando non ti relazioni? Quando? Ok, quando perdiamo la comunione abbiamo la... Ma quando abbiamo la testa in gilò o perdiamo la comunione? E quando? Va, dai. Quando c'è il peccato. Noi spezziamo la relazione con Dio quando c'è il peccato. Ora tutti alzano la mano come la mamma di Gesù dicendo io sono nata senza peccato. Dai. Tutti siamo peccatori. Quando abbiamo pensato male del pastore, quando abbiamo pensato male della pianista, quando abbiamo pensato male dei bambini di quella che fanno rumore, quando abbiamo pensato male che non viene mai alla preghiera, quella tizia quando pensiamo male o quando pensiamo di fare il male. Anche solo il pensiero di fare il male, anche se poi andiamo alla presenza del Signore e ci diciamo Signore non voglio fare il male, già però abbiamo pensato il male, abbiamo meditato di fare il male. E di questo voglio dire io sono il primo di tutti, il più peccatore di tutti sono. Quando pensiamo o facciamo cose che sappiamo che stanno spezzando la relazione con Dio, quello è il momento in cui siamo deboli e allora non ci possiamo più rivestire, ci siamo spogliati. Ecco, abbiamo deciso che per un po' ce ne dobbiamo andare in ferie a modo nostro, secondo la carne. Tra l'altro abbiamo tolto l'elmo che protegge i nostri pensieri, quindi siamo in balia di chiunque,
la cintura e ci facciamo spogliare da chiunque, questo vuol dire che quando noi siamo peccatori abbiamo bisogno di nuovo di farci rivestire dalla potenza di Dio. Questo vuol dire rivestitevi della potenza di Dio. Cioè andare alla presenza di Dio e farci lavare col suo sangue da ogni nostro peccato, riconoscendo che siamo peccatori. Io ho preso l'abitudine ogni sera di pregare, quando preghiamo, io prego per me e per mia ninetta, dico: Signore, lavaci col tuo sangue, perché sicuro ho peccato, ma sicuro sicuro. Ed è giusto che io mi faccia lavare dal sangue di Gesù, che poi è anche protezione nella nostra vita. Dobbiamo prendere l'abitudine di andare davanti al Signore e quello che sappiamo che è peccato lo dobbiamo confessare. E qualcuno dirà: però non è prendere in giro Dio, tanto sappiamo che pecchiamo, poi dobbiamo chiedere perdono, poi pecchiamo, poi... Vero è. Però se tu non fai questo gesto, il peccato diventa nella tua vita normale. Mentre se tu confessi, riconosci che c'è un errore, anche se lo fai a livello automatico, ma prima o poi il Signore ascolterà, prima o poi anche tu sarai compunto, il tuo cuore sarà addolorato. Ma se tu non vai a chiedere perdono, prima o poi quella cosa diventerà normale e l'azione del diavolo è andata a buon fine. Ci siete? Quindi ci dobbiamo far lavare dal sangue di Gesù ogni giorno. Se no noi perdiamo la potenza che viene dallo Spirito Santo, dalla sua parola. Amen. Quindi che cosa vuol dire farsi rivestire dalla potenza? Vuol dire anche identificarsi in quello che siamo. Ok, la Bibbia ci dice che siamo figli di Dio, questa è la nostra prima identificazione. E in quanto figli, quando noi pensiamo che ci serve qualcosa, nostro Padre viene in nostro soccorso. Umanamente parlando magari così non avverrà, ma spiritualmente avviene, cioè Dio è veramente Padre ed è un Padre superiore ai nostri padri umani, viene sempre in nostro soccorso. Questa deve essere la nostra certezza. Ma qua Paolo ci dice anche che siamo soldati in combattimento, perché siamo sempre in combattimento. Paolo stesso dice: io ho combattuto una buona battaglia e ho conservato la fede fino alla fine. Ora, Paolo non lo sapeva che era figlio di Dio, però sapeva anche che era un soldato al servizio di Dio e combatteva. Qual è la differenza tra un soldato romano e un soldato del cielo? Il soldato romano andava dalla ninfa, no, mi ricordo dov'è che andava? Dall'oracolo, brava. Andava dall'oracolo e l'oracolo ci imbrogliava una barzelletta che non voleva dire niente, voleva dire tutto. Non ve la dico in latino perché è complicata, ma alla fine significava: andrai, vincerai, perderai, poi si vedrà. Chi ci disse? Niente, forse vinci, forse perdi. Ci diceva una cosa che come andava, o moriva o non moriva, l'oracolo aveva sempre ragione, aveva indovinato. Ora però con Dio noi invece già siamo vincitori. Tu già sei vincitore. Dì alla persona accanto a te: tu sei vincitore. Tu sei vincitore. E però là sotto mi possono dire, là sotto mi possono dire: ma se sono già vincitore, perché devo combattere? No, perché così no. Perché il combattimento ha i suoi risvolti positivi. La battaglia ti fortifica. È come quello che deve andare a fare bodybuilding, no? E se ne sta a casa a non fare niente. Beh, non è bodybuilding, è horizontal, sul letto. La battaglia ti fortifica, ti rende forte. Ti fortifica, ti fa i muscoli. Amen. Il nemico deve essere sconfitto proprio da te che vuole distruggere. Quindi la battaglia ha lo scopo di umiliare il nemico con uno strumento, noi, che in teoria è più debole di lui. Noi siamo fortificati in Cristo.
ma la battaglia serve per umiliare il nemico. Infatti tu che sei un soldato celeste sei superiore già a lui e hai già vinto, ma è necessario che lui venga umiliato e questa umiliazione deve essere vista. Tra l'altro la battaglia fortifica anche la pazienza, perché noi viviamo di impazienza, ma il Signore fa sì che la battaglia ci rende persone pazienti. Scordatevi subito e ora, non esiste. Il Signore ha i suoi tempi certe volte si allungano e si accorciano in base a come noi reagiamo. Allora se noi siamo zelanti e subito partiamo per il combattimento, può essere che la battaglia la vinciamo subito, ma ci sono battaglie che vengono combattute in trincea e quindi hanno bisogno di più tempo e quindi c'è bisogno che noi abbiamo più pazienza. Considero, non lo so, ad esempio il fumare, alcuni vincono quella battaglia, alcuni prendono quella, altri invece devono combattere. Quindi ci porta alla presenza di Dio, la battaglia ci porta alla presenza di Dio, perché la battaglia ci fa ricordare che sempre dobbiamo essere rivestiti di Dio, della potenza di Dio. Ok? Ci fa ricordare chi siamo, con chi siamo e per chi combattiamo. È qualcosa che fa sì che nel momento del bisogno urgente invochiamo Dio e andiamo alla presenza di Dio. Se noi vincessimo una battaglia subito, già ci scorderemo Dio subito dopo, nell'immediatezza. Quindi ci porta alla presenza anche della Chiesa, perché abbiamo detto che ci sono delle battaglie che vanno combattute in prima linea come persone e abbiamo bisogno della Chiesa. Soprattutto abbiamo bisogno della Chiesa per spezzare l'orgoglio che c'è in noi certe volte, perché noi pensiamo, ingiustamente, che ce la possiamo fare da soli, perché tanto il Signore è con me, no? Il Signore, ma io ho il Signore, ok, questo è orgoglio, è peccato, e la battaglia fa sì che tu spezzi anche, il Signore vuole spezzare anche questo orgoglio e tu devi chiedere aiuto alla Chiesa. Vero è, la battaglia è tua, ma gli altri ti possono sostenere nella battaglia. Amen? Amen. La battaglia ci ricorda che abbiamo uno scopo, che siamo qui per combattere un nemico che è potente, sì, ma noi siamo più potenti di lui e deve morire, deve perdere. Amen? E dobbiamo conquistare anime per il Signore, dobbiamo conquistare territorio per Dio. La battaglia, senza la battaglia, cioè senza che noi combattiamo, o siamo morti già, solo i cadaveri non combattono, o siamo schiavi. Quindi se voi pensate che era meglio per me non conoscere il Signore e quindi non andare in battaglia, non è proprio così. Perché se tu pensi questo, vuol dire che preferisci o essere morto o essere schiavo. Amen? E infine, secondo me, che è la più bella di tutte, la battaglia ci rende nobili. Perché ci rende nobili? Ma voi l'avete mai visto un principe che manda gli altri a combattere e lui se ne sta a casa senza fare niente? Quello viene chiamato principe codardo, fifone, no? E tra l'altro, quando nella storia di Israele è successa una cosa di questo genere, è successo il finimondo. Voglio ricordarvi Davide che un giorno gli è venuto in testa di non andare in battaglia e il danno che ha fatto quel giorno è stato un danno che gli è rimasto a lui per tutta la vita, che poi ha portato anche conseguenze nel futuro. No? Quando si è unita con Betsabea. Ma che feci? Niente, una sciocchezza. Feci. No, invece la battaglia ti rende nobile, ti eleva e fa vedere al mondo che tu sei un combattente, sei veramente uno che ascolta la voce del Signore. Mostri al mondo che la tua corona ha un valore davanti al nemico. Mostra al mondo che hai un'autorità che ti viene dal cielo e che la metti in pratica quell'autorità. Diventi un nobile quando tu vai a combattere. I più grandi
re della terra sono quelli che erano in prima linea: Carlo Magno, Alessandro Magno, Napoleone, Annibale. Vabbè, non sono personaggi che brillano di saggezza, ma sono personaggi che hanno combattuto in prima linea e hanno fatto la storia del loro popolo. Chi si ricorda di Giulio Cesare? Che fece? Una battaglia la combatté Giulio Cesare. Forse era a cavallo, si metteva già, dice vai, vai. I re che non erano in prima fila sono re che si sono dimenticati. Mentre quelli che erano in prima fila hanno il titolo di Saladino il Magnifico. Lo so che i libri di storia ci sparaste quando eravamo a scuola. Garibaldi non era re, però ha fatto la storia. Ci siete? Quelli che erano in prima linea hanno fatto la storia. E addirittura il più terribile, Ivan il Terribile, vabbè. Annibale, mongolo, no, che magari a scuola neanche abbiamo studiato, perché chi lo studia Annibale? Ha costruito il più grande impero della storia, più grande di quello di Roma, più grande di quello di Maometto. Il più grande regno è di quest'uomo che è così, dal nulla. L'unica cosa è che andava lui in prima linea. Quindi la battaglia ti fa diventare nobile. Più combatti, più sei elevato nei cieli. Amen. Ci vogliamo alzare, allora vogliamo pregare. Signore, noi ti vogliamo ringraziare. Vogliamo, Signore, ancora venire alla tua presenza. Vogliamo essere rivestiti della tua armatura. Vogliamo, Signore, che questa potenza dal cielo scenda su di noi. L'identità, Signore, di soldato, falla scendere su di noi. Rivestici, Signore, della tua persona, della tua personalità. Rivestici, Signore, del Figlio tuo Santo. Fa che possiamo indossare intanto questa tunica, Signore. Non vogliamo essere, Signore, né morti né schiavi. Vogliamo essere quelli che si fanno rivestire, che hanno conoscenza del pericolo, consapevolezza del pericolo, e che si preparano per difendersi dal diavolo, ma anche per attaccarlo. Signore, vieni a rivestire ognuno di noi con la tua armatura. Vieni, Signore, a far scendere su di noi la tua potenza, la tua gloria. Signore, noi vogliamo essere un esercito ben predisposto per la vittoria. Non vogliamo permettere al nemico ancora di avanzare. E se fino ad ora, Signore, abbiamo combattuto una battaglia per difendere la posizione, da oggi, Signore, noi vogliamo iniziare ad avanzare. Vogliamo iniziare a conquistare territorio. E vogliamo conquistarlo con la tua parola, con la spada dello Spirito Santo, con la tua parola, Signore. Signore, ognuno di noi in questo momento è vestito in parte, non è completo, Signore, nella sua armatura. Chi è senza scudo, chi è senza cintura, chi è senza calzari, chi ne ha uno, chi non ne ha completamente. Chi si sente dentro che in questo momento deve riposarsi. Signore, metti in noi la consapevolezza che il riposo può essere pericoloso per noi. Che il nemico si può approfittare di quel momento in cui non siamo sulla difensiva e non siamo pronti, e il nemico può sferrare il suo attacco e distruggerci. Signore, non permettere che noi cadiamo in questa trappola del diavolo. Non permettere, Signore, che abbassare la guardia possa nella nostra vita diventare un momento, un'occasione per il diavolo di attaccarci. Vogliamo essere vigili sempre, Signore, sia nel momento in cui siamo in combattimento, sia nel momento in cui stiamo riposando, ma vogliamo già essere pronti, perché al minimo rumore
Vogliamo essere pronti, Signore, a sfoderare la nostra spada per combattere il nemico, a prendere in mano lo scudo per difenderci dai suoi dardi. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, vieni a renderci svegli dentro di noi, vigili nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù non vogliamo permettere al nemico di conquistare niente che sia già nostro, che sia già in nostro possesso. Vogliamo mantenere la posizione, sì Signore, ma vogliamo avanzare per avere nuova posizione. Non vogliamo indietreggiare davanti al nemico nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo avere una crescita, non una decrescita. Vogliamo che il nostro spirito si elevi, non che si abbassi. Vogliamo uno spirito in movimento, sì, ma uno spirito in movimento per avanzare, non per indietreggiare. Nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù Cristo, Signore, in questo momento tocca le nostre vite. Non vogliamo, Signore, farci trovare impreparati, deboli. Vogliamo venire davanti alla Tua presenza ogni giorno e soprattutto in questo momento vogliamo deporre tutto il nostro peccato sotto la Tua croce, Signore. Sia quello che conosciamo, sia quello che non conosciamo. Sia quello che ci è noto, sia quello che non è noto. Nel nome di Gesù, tutti i nostri pensieri malvagi, tutte le nostre azioni malvagie, tutte le nostre cotardie, Signore, che sono anche quelle peccato, le vogliamo mettere davanti ai piedi della Tua croce e farci lavare dal suo sangue, farci lavare dal Tuo sangue potente. Non vogliamo, Signore, trovare scuse davanti al nemico, ma vogliamo combattere i ragionamenti, le logiche di questo mondo, le logiche carnali, le logiche diaboliche. Vogliamo combattere, Signore, contro i pensieri malvagi che sono nei nostri colleghi, nei nostri familiari, in nostra moglie, in nostro marito, nei nostri figli. Signore, non possiamo scusarli solo perché sono persone che sono davanti a noi e non vogliamo esporci più di tanto. Signore, Tu ci hai dato un'armatura e vuoi che quell'armatura sia messa in movimento, vuoi che noi combattiamo, Signore, vogliamo distruggere questi ragionamenti, sia anche nella persona più intima della nostra casa. Nel nome di Gesù. Noi dobbiamo avere pietà delle persone, ma non dobbiamo avere pietà del nemico. Noi dobbiamo avere pietà del cuore delle persone, ma non dei ragionamenti diabolici. Nel nome di Gesù, Signore. Fa che possiamo usare con sapienza e saggezza la potenza che hai messo su di noi. Nel nome potente di Gesù Cristo, Signore. Grazie, Tu sei degno di lode, di gloria e di onore per sempre in eterno.